La Sartiglia della domenica è la Sartiglia di San Giovanni, è la Sartiglia del gremio dei contadini e c'è un rapporto strettissimo tra il gremio e la Sartiglia e in particolare la corsa alla stella, perché a partire da un documento del 1722 noi abbiamo questo legame strettissimo tra il gremio dei contadini, proprio i gremianti che a cavallo corrono alla stella nella piazza attuale, piazza Eleonora, cioè di fronte al Palazzo di Città. Ancora una volta è una Sartiglia celebrativa, è il matrimonio di un sovrano ormai di età sabauda e il gremio dei contadini si cimenta con grande ardimento, con grande eleganza, questo dicono i documenti, in queste prove di divertimento a cavallo alla stella. E noi questo antico legame lo rivediamo ogni anno, anche nella Sartiglia di Carnevale, questa Sartiglia che a partire dall'Ottocento, sicuramente forse da un pochino prima, vede comunque il gremio dei contadini che perpetua questa tradizione equestre e vediamo nel corteo davanti alla pariglia dei suoi componidori i gremianti che con gli strumenti della corsa, le spade, gli stocchi, le stelle anticipano i cavalieri, quasi a significare quanto siano loro comunque i protagonisti prima ancora dei cavalieri. E il fatto stesso che il capocorsa, e quest'anno sarà Claudio Tuveri, invitato come tutti i suoi predecessori il 2 di febbraio, giorno della Candelora, attraverso quella cerimonia solenne, ufficiale e anche sacra della consegna della candela. Soveraio Maiori ha dato quella candela a Claudio dicendogli sarai tu il nostro cavaliere, sei tu che ci rappresenti nella nostra Sartiglia. E quindi la Sartiglia del gremio dei contadini è la Sartiglia della domenica, ma ricordando le Sartiglie del gremio dei contadini che correvano loro nella piazza Eleonora nel Settecento per tante edizioni.